Bentornati sul canale. Oggi, domenica 9 marzo, finalmente inauguriamo il primo giro in moto del 2025. Il meteo è un po' incerto, ma la temperatura è perfetta per godersi la strada. In questo video vi portiamo con noi in un fantastico giretto nell'Oltrepo Pavese, alla scoperta della Valle Versa e della Valle Scuro Passo. Strade panoramiche tra curve racchiuse in dolci colline. Allacciate il casco, salite in sella con noi e godetevi il viaggio. Il cielo è velato, ma la temperatura è perfetta. L'aria frizzante ci accompagna mentre lasciamo la città alle spalle. Direzione Stradella. L'asfalto scorre veloce sotto le ruote. La voglia di tornare in sella dopo l'inverno si sente tutta. Puntiamo verso la Valle Versa, un angolo di Oltrepo battuto poco ma ricco di fascino. La strada si snoda tra le prime colline, regalando panorami che invogliano già a fermarsi per qualche scatto. Montù Beccaria ci accoglie con i suoi vigneti ordinati. Qui il tempo sembra essersi fermato, ma noi continuiamo a macinare chilometri. Castana e Montescano scorrono ai lati della strada. Il percorso inizia a farsi più interessante. Le curve si susseguono, dolci e ben disegnate, perfette per godersi la guida. L'Oltrepo si mostra in tutto il suo splendore, con i filari di vite che si perdono all'orizzonte. Nel frattempo iniziano a scendere delle gocce di pioggia e noi siamo pronti a ripartire. Un secondo che arrivo. Siamo nel comune di Montecalvo, Versiccia.
Siamo fermati un attimino a vedere ancora un po' il paesaggio dell'Oltrepò. Perché lampeggia rosso? Perché è accesa. Livello il mio biker. Next level. Vamos. Tocca il bottone. Ce la fai. Poi va, Ah, lontano di te. sei? Non so se io, ma c'ho cose in mezzo. Ma niente, tu guarda che quella foto la fa. Dai, voilà. Riprendiamo il viaggio in discesa verso Pietra de Giorgi. La strada si fa più scorrevole, la moto danza tra le curve. Arriviamo a Cigognola, dove il castello domina il paesaggio dall'alto di una collina. È il posto perfetto per una pausa. Ci fermiamo in un piccolo bar per un caffè ristoratore. Da qui entriamo nella valle Scuro Passo, il tratto finale della nostra avventura. Il rientro verso casa ha il sapore dolce della giornata perfetta, una strada da ricordare, un viaggio da rifare. Il bello dell'Oltrepò è proprio questo: ogni curva racconta una storia, ogni sosta regala un'emozione e noi non vediamo già l'ora di tornare in sella per la prossima avventura. Wow, dietro la curva spunta questo paesaggio. Peccato che c'è un po' di foschia, però è bellissimo. Words can't describe just how much I miss you whenever you're gone. I want you here beside me for eternity, shining your light like a sun. I try for you, baby, to take the higher road, to be someone you're proud of, but I've been lost lately. I don't know what is right or wrong. Ooh, I always like me better when I'm around you. Ain't no place I'd rather be. You got this energy that always surrounds you. It's everything I'll ever need. The devil on my shoulder's almost gone. Ooh, I always like me better when I'm around you, oh yeah. Call me some night when you got time. I won't be asleep anyway, 'cause I just need one reason to keep on breathing. Tell me you'll come back to stay. I try. Seguiamo la traccia GPS che ho fatto io, ce l'ho fatta! I've been lost lately. I don't know. E con questo breve video si conclude il nostro giro tra le splendide strade dell'Oltrepò pavese. Dopo tante curve, panorami mozzafiato, è tempo di rientrare verso casa. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi viaggi. Ci rivediamo presto, sempre in sella, per una nuova avventura in moto. Gas aperto e buon viaggio a tutti! I always like me better.